non c'era nessuna ragione che fossimo dove ci siamo trovati. Perché? Perché 10 anni di sgoverno ci hanno portato dal lato del controllo della finanza pubblica, dal lato della situazione dell'economia reale, dal lato del rapporto cittadini, politica e istituzioni, dal lato del sentimento di solidarietà nazionale. Ci hanno trovato in una situazione drammaticamente debole. Non dovevamo essere lì, non c'era ragione. Se io non voglio rompere le scatole con dei numeri, ma quando ce ne andammo via noi, che presero in mano loro il pallino, il debito era largamente più basso. Questo è cresciuto che prima della crisi, teniamoci bene. Gli avevamo lasciato un avanzo primario che si sono mangiati. L'avanzo primario, quante cinghie, quanti buchi c'hai nel tiro delle cinghie? Quello lì è l'avanzo primario, che se ne avevamo lasciato, e anche lì hanno sbragato. Nel ritmo, certo, la crescita era bassa la crescita, ma certamente non c'era quella forbice che c'è stata e c'è durante quegli anni fra l'andamento economico europeo e quello italiano. Noi in questo momento, al netto della Grecia e del Portogallo, siamo di gran lunga il paese più in recessione. Se l'Europa adesso insieme comincia ad avere il segno meno, ma siamo a un meno 0,2, un meno 0,3, noi siamo a un meno 2,7 se va bene. E queste cifre vogliono dire posti di lavoro che saltano, Tant'è vero che abbiamo 600.000 posti di lavoro in un anno. Non c'era nessuna ragione che fossimo lì, ma ci siamo trovati lì. E quando è arrivato, anche questo ricordiamolo, perché stanno riscrivendo che questi 2 anni qui, questo non deve essere consentito, Quando arrivò la botta sulla Grecia e poi si capì che c'era l'Italia sul fronte del grande attacco speculativo, di sfiducia dei mercati mondiali, della situazione del nostro paese, quando si arrivò lì, fu l'Europa che chiamò Berlusconi e Tremonti per dirgli una cosa molto semplice: ma voi non siete la Grecia, voi siete troppo grandi per essere salvati. Se vi attaccano voi, andate giù voi, viene giù l'euro, andiamo giù tutti. È la verità, è la verità. E quindi gli hanno chiesto: cosa avete da dirci? E cosa volete che gli dicessero? Cosa volete che gli dicessero? Vi ricordate in che situazione eravamo? Cosa avevano da dire lì? Sto facendo questa e quell'altra riforma? Si stavano occupando di tribunali, di giustizia, di quelle di Noemi, di quelle robe lì stavamo occupando noi in Italia. Ma vi ricordate? Sì. Voglio dire, i giornali non parlavano d'altro, ma anche internazionali non parlavano d'altro, si occupavano di quelle cose lì. Quali riforme potevi portare? E quali credibilità per dire ti prometto che cosa? Quale credibilità potevano avere? E quindi gli hanno fatto firmare. Il pareggio di bilancio 2013. Cioè ci hanno messo in questa condizione. Pareggio di bilancio 2013, adesso Berlusconi, la Monti, eccetera. Dal 2013 vuol dire cumulati per 2 anni e mezzo, diciamo così, vogliono dire 90 miliardi di euro da rientrare, o in maggiori entrate o in minori spese. 90 miliardi, se qualcuno ha in mente la lira, sarebbero 180 mila miliardi di vecchie lire, che non sono noccioline, no? E che questo poi ti ricada, una manovra del genere ti ricada addosso all'economia, al lavoro, alla produzione, ai consumi, è evidente, è ovvio che accresce la recessione. Quando tornò da Bruxelles, chi poteva pensare che gestisse lui quella fase lì? Non ne aveva la folla credibilità. E lì fu il fatto, e lì sull'orlo del precipizio, noi dicemmo, prima di tutto l'Italia, dice: sei pentito? No. E anzi, questo sarà sempre, secondo me, il grande atteggiamento di un grande partito, che quando
quel che si deve fare per il suo paese è sempre a posto. È sempre a posto. Lasciamo agli altri i piccoli cabotaggi e l'egoismo. Abbiamo fatto quel che dovevamo fare. L'abbiamo fatto con lealtà. L'abbiamo fatto con lealtà. Abbiamo detto lo teniamo fino all'ultimo giorno, fino alle elezioni. Abbiamo fatto così. Anche mandando giù delle pillole amare. Perché, parliamoci chiaro, quel Parlamento lì, noi sapevamo di fare una cosa così in un Parlamento dove c'era una maggioranza che aveva detto che quella ragazza era la nipote di Mubarak. Quel Parlamento era quello lì, in un atto solenne il Parlamento. E quindi non riesci certo a portare a casa tutto quello che vuoi, non si possono esserci le cose come le faresti, e sono successe le cose che non ci sono piaciute, alle quali bisogna mettere rimedio. Questa questione, io vorrei che sulla famosa agenda Monti ci fosse scritto una parolina esodati, che fosse scritto. Non ci è piaciuto quello, non ci è piaciuto come è stata presa a schiaffoni la scuola, non ci sono piaciute una serie di cose, adesso non voglio fare l'elenco, ma siamo stati leali fino in fondo. E adesso però tiriamo la somma di quell'esperienza. L'abbiamo chiamata governo di transizione, intendendo che quel governo aveva una missione, e credo che l'abbia compiuta con l'aiuto nostro, che andrebbe riconosciuto un po' più generosamente, perché i cassi integrati, gli esodati, i precari della scuola, i disabili, eccetera, o perfino, che so, i sindaci, li abbiamo incontrati noi, nessuno gli ha detto andate a Palazzo Chigi, andate dalla Fornero, andate. Quindi uno può perfino ricavare che sia una certa comodità governare, che non è così. Abbiamo fatto la nostra parte lealmente, ripeto, andrebbe riconosciuta un po' di più, ma abbiamo sempre pensato e pensiamo ancora che una soluzione di quel genere ci ha tenuto fuori dal precipizio, ma non può indicare una prospettiva. La grande prospettiva del paese torna sul piano politico, non si governerà senza popolo, non sarà possibile affrontare i problemi senza popolo, e quindi abbiamo cominciato a costruire un'alternativa a chi? Ai 10 anni della destra, compresa questa fase di transizione rispetto alla quale bisogna andare oltre. E da quando abbiamo cominciato a costruire questa alternativa? Da adesso? No. Ecco qua il punto. Noi, sapendo che non si passa se non, non si lancia la fase nuova del paese se non si ripristina un rapporto fra politica e cittadini, ci siamo messi a lavorare su noi stessi da tempo per cambiare, e abbiamo cominciato da tempo, non da oggi, a far vedere che quel che diciamo noi lo facciamo. Questa è la cosa più importante che deve passare, e passa solo nel tempo, nella coerenza, negli sforzi che fai, anche nelle sofferenze del cambiamento di cui ti carichi. Ho detto, avevamo promesso lealtà fino alla legislatura, l'abbiamo fatto, sì, l'abbiamo fatto. Avevamo detto, quando si arriva lì, noi il nostro candidato non si sceglierà da solo e non le sceglierà nemmeno lo statuto di un partito. Va bene? Dice, sì, l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto le primarie per il candidato leader. L'abbiamo detto, l'abbiamo fatto, e la gente ci ha capito. Abbiamo detto, se malauguratamente resta il Porcellum, noi le ammazzeremo il Porcellum. E come ricordavo, sotto Natale si ammazza il maiale. E noi abbiamo detto, faremo le primarie per i parlamentari, dice anche a Natale, e le abbiamo fatte. Poi abbiamo detto, nonostante le primarie
noi andremo a guardare le liste dal punto di vista del nostro stringente codice etico. L'abbiamo detto, l'abbiamo fatto. Ora, questo aver detto e aver fatto ci consegna una situazione molto cambiata. Ci consegna il diritto di chiedere agli altri. Primo, caro candidato leader, chi t'ha scelto te? Chi t'ha scelto? Un giornale? Chi t'ha scelto? Fammi capire chi t'ha scelto. Ti sei scelto da solo? Com'è che metti il nome sul simbolo? Tutti, Com'è che metti? Guarda che quello là che non si è scelto da solo non ce lo mette. Guarda un po'.